22. Assolutamente, aspetta che qui Barbara, vedi il bello della diretta, spostiamo l'asta come le migliori vallette, perché adesso arrivano i nostri ragazzi che ci hanno emozionato in queste stagioni, 2 volte finalisti, vincitori della Coppa Italia. È pronta a entrare sul palco la PU Old Wild West Udine! Sì, con le mani, vai, ciao, 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 ciao. E come facciamo al Carnera? Per tutti coloro che vengono a vederci, lo diciamo sempre, anzi lo dico sempre, popolo bianco-nero in alto i cuori e fuori la voce perché entra in campo la più Old Wild West Udine! Sono i nostri beniamini con il numero 4 per la terza stagione con noi, Federico Mussini. È un nuovo arrivato, classe 2000 con il numero 6, Mattia Palumbo. È un grande ritorno da Murano, Gorizia, il nostro numero 7, Fabio Mian. Con il numero 9, il cigno di Colloredo, l'orgoglio friulano, è il nostro capitano, lui si chiama Michele Antonutti. Un altro grandissimo acquisto di questa stagione da Spilimbergo, guardatelo, è il nostro numero 10, Rafael Gaspardo. Ancora un super friulano da Pordenone, Cordenons, il nostro Marco Cusin. E con il numero 13 un nostro nuovo arrivo. Ma cosa fa? Non ci credo. È arrivato, è sceso dall'aereo adesso. Ma cosa? Ma non mi sembra lui. Facciamo un applauso a... ciò che rimane, mi sembra di Isaiah Brisco! Ma questo è Patrick, la nostra mascotte! Ci sta arrivando, Isaiah ci sta raggiungendo con il numero 15, Tommaso Fantoma! Con il numero 20, per il secondo anno con noi! Guardate che capelli, meraviglioso, Ethan Vincenzo Esposito! Con il numero 22, una pietra miliare di questa squadra da Basiliano, Vittorio Vito Nobile. Il nostro totem con il numero 29, ormai friulano d'adozione da Gela, e lui è Francesco Ciccio Pellegrino. Ed ora forte, più forte l'applauso, ciao, perché con il numero 73, with number 73, Keishon Sherry. Questa è la più Old West Udine 2022-2023. E proseguiamo adesso a presentare lo staff tecnico e con noi questa sera l'head coach della più Old West Udine, il nostro condottiero Matteo Boniciolli. Il coach, miglior coach della scorsa Serie A2. Senior assistant coach e direttore tecnico dell'area sportiva Alberto Martellossi. Gli assistant coach Carlo Pinetti e Gabriele Grazzini. Il preparatore atletico Luigino Sepulcri. L'assistente preparatore atletico che abbiamo visto qualche istante fa sul palco, Tommaso Mazzilis. Il team manager Roberto Gavazza. L'operations manager Ezio Pascoli. E ora presentiamo anche la più medical area, non è potuto essere